buongiorno, benvenuti alla nostra diretta. Siamo in edizione straordinaria anche oggi, ormai dal 21 febbraio, per informarvi su quello che sta succedendo in Veneto con l'emergenza coronavirus. Staremo con voi per tutta la giornata con la nostra informazione, il tempo libero, gli approfondimenti, la messa, tutto quello che c'è da sapere e per occupare anche un po' il tempo in questo periodo molto difficile. Come sempre la notizia di giornata è quella delle 12:30, quando arriverà qui in diretta sul canale 18 e in streaming sulla nostra pagina Facebook il presidente del Veneto Luca Zaia per approfondire i dati riguardanti l'emergenza coronavirus in Veneto dal punto di vista sanitario, per fornirci le indicazioni, per rispondere alle domande che voi ci portate, noi le passiamo ai nostri colleghi che seguono la conferenza stampa di Zaia. Ma come sempre, prima di cominciare, andiamo a rivedere quelli che sono gli ultimi dati disponibili dell'emergenza coronavirus in Veneto. Eccoli a voi. A ieri sera erano 19.098 dall'inizio dell'emergenza coronavirus i positivi nella nostra regione. Fra più e meno c'è un solo caso positivo in più rispetto alla mattinata, perché i casi attualmente positivi sono 2.505. È un numero che cala continuamente e vistosamente ogni giorno. Sale invece ogni giorno purtroppo il numero dei decessi, vedete 1883 dal 21 febbraio, dei quali la gran parte negli ospedali, ma questo dato comprende anche le persone che hanno perso la vita nelle strutture extraospedaliere, quindi case di ricovero e altre situazioni. I negativizzati virologici sono 14.710 e i soggetti in isolamento domiciliare, anche questo è un numero che scende continuamente, sono 2.619. Andiamo a vedere la seconda parte della tabella che vedete riguarda gli ospedali del Veneto, quindi i pazienti in area non critica e quelli in terapia intensiva. Ecco il dato, poi tutte queste tabelle le trovate sui nostri social, sono già state caricate. Abbiamo 462 persone ricoverate, ma di queste 181 sono positive attualmente al coronavirus e 281 invece sono negativizzate. Le terapie intensive sono, ci piacerebbe dire, solo 38, speriamo un giorno di poter vedere lo zero molto presto su questa colonna. In realtà le terapie intensive impegnate da pazienti positivi attualmente al coronavirus sono solo 10, 28 quelle impegnate da pazienti negativizzati. Sono 1.358, vedete, i decessi negli ospedali veneti dall'inizio dell'emergenza, abbiamo 2 ricoverati in più rispetto all'ultima rilevazione. La situazione delle terapie intensive è sostanzialmente uguale e 3 i decessi registrati nel pomeriggio di ieri in tutta la regione. L'ultima parte della tabella riguarda gli ospedali di comunità, le strutture di ricovero, vediamo da Belluno a Marostica, Montagnana, Campo San Piero, un po' tutto il Veneto. In questo momento ci sono 63 ricoverati, dei quali 25 positivi, 38 negativizzati. I dimessi sono 272, i decessi in queste strutture sono 37. Come dicevamo, questa tabella la trovate già nella nostra pagina Facebook, sul nostro canale Telegram, dove noi pubblichiamo ogni giorno continuamente tutti i dati, le informazioni, i servizi che poi vi mostriamo durante le nostre fasce di informazione. Sulla pagina Facebook sarà possibile vedere fra meno di 3/4 d'ora la diretta in streaming della conferenza stampa del presidente Luca Zaia, in modo che chi ha la TV occupata o è fuori casa o non può vedere la televisione, il canale 18 in quel momento, può guardarlo tranquillamente sul telefono, sul tablet, sul computer, dove è più comodo. Allora, prima di cominciare con le novità, andiamo a sentire nel nostro riassunto, come dicevamo, delle puntate precedenti, cosa ha detto Zaia nell'ultimo punto stampa disponibile, che è quello di ieri, sul fatto che i numeri, come avete visto, sono positivi, ma bisogna prestare comunque estrema cautela. I dati sull'emergenza coronavirus in Veneto sono positivi da settimane, per la precisione dal 10 aprile, ma l'attenzione resta altissima, lo conferma il presidente della regione Luca Zaia. Abbiamo dati positivi dal 10 di aprile, si susseguono giorno dopo giorno, stiamo guardando con attenzione quello che accade e accadrà nelle prossime ore, visto e considerato che la volta di mercoledì e giovedì saranno una decina di giorni dalla famosa apertura
del 18 di maggio. E guardiamo con attenzione e con preoccupazione. Se l'attenzione verso i dati è molto alta, altrettanto importante resta l'osservanza delle regole da parte della popolazione. Per quanto riguarda i comportamenti, inutile che stia qui tutti i giorni a dirvi che non rispettare le regole di minima, che sono quelle della protezione individuale, dell'uso della mascherina, che sono quelle di evitare gli assembramenti o, scusate, o insomma, tutta l'igienizzazione delle mani, i guanti, quello che è, non aiuta a fare questo lavoro di squadra. E adesso sentiamo l'approfondimento sanitario e anche gestionale di questa emergenza con Evelina Tacconelli dell'Università di Verona, consulente dell'OMS. Cerchiamo di portare la terapia a casa del paziente il più presto possibile. Questo è lo studio ARCO, dove tra i farmaci che andiamo a somministrare in maniera randomizzata, controllata, approvato AIFA, c'è anche l'Avigan di cui parlava il Presidente Zaia, che comincerà già da domani, comincerà dall'azienda ospedaliera di Verona e dalla USL 9, ha un disegno che ci permette di capire subito se funziona o non funziona, per cui ovviamente includeremo tutte le altre aziende il più presto possibile nel nostro protocollo. Il Veneto in prima linea nella ricerca di terapie per la cura del Covid-19. Evelina Tacconelli, ordinario di malattie infettive e tropicali all'Università di Verona, ospite del presidente Zaia nella sede della Protezione Civile regionale di Marghera, fa il punto sulla sperimentazione di farmaci per curare il coronavirus. Farmaci diversi a seconda della fase della malattia, iniziale, intermedia o avanzata. Per esempio lo studio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che coordiniamo come Università di Verona, che si chiama Solidarity, è proprio uno studio che ci dà la possibilità di trattare con questi antivirali, tra cui è incluso il Remdesivir, forse il farmaco che in questo momento ha delle aspettative più alte, più anche è incluso in questo pacchetto l'interferone. Questo tipo di farmaci noi li somministriamo soprattutto ai pazienti in una prima fase della malattia. Consulente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, già docente all'Università di Harvard e direttrice dell'unità di ricerca clinica dell'Università di Tübingen, Tacconelli si augura non arrivi una seconda ondata di coronavirus, ma una risposta su questo la si potrà avere solo a partire dal 14 giugno. Un terzo filone di ricerca in Veneto è legato ad uno studio innovativo che ha un solo paragone negli Stati Uniti. Unisce per la prima volta un antivirale come il Remdesivir con gli immunomodulatori, quindi con farmaci, per capirsi, quelli che si utilizzano per alcuni si utilizzano per l'artrite reumatoide o per altre patologie reumatologiche, in cui noi combattiamo il virus e contemporaneamente abbassiamo le difese dell'organismo per evitare che ci sia una iperreazione. Allora, restiamo in tema coronavirus, ma cambiamo argomento, perché l'emergenza ha portato all'idea, all'ipotesi di spostare di un anno i mondiali di sci di Cortina che si dovrebbero svolgere, insomma il condizionale è d'obbligo a febbraio 2021 sulle Dolomiti, ma non si sa se si potranno fare. Zaia si è detto propenso anche lui allo spostamento di un anno. E non è uno stop, ma è solamente rimandare per riuscire ad offrire un mondiale migliore con tutte le garanzie di sicurezza. Ovviamente su questo avremo poi la risposta nella giornata di oggi. Slittano di un anno i mondiali di sci alpino 2021 a Cortina e sembra una maledizione vista la lunga attesa che ne ha preceduto l'assegnazione. Sfumate le finali di Coppa del Mondo in programma lo scorso marzo nel pieno della pandemia, ora gli occhi e l'impegno di tutti erano puntati sull'evento iridato dell'anno prossimo. L'annuncio è arrivato ieri sera, che tempo che fa, e a dare la notizia è stato il numero 1 del CONI Giovanni Malagò, che ha parlato di una scelta sofferta ma indifferibile. Veniva già contemplata questa possibilità all'interno di un possibile rinvio, che è chiaro è un problema, nel senso che avverrebbe nel 2022 appena dopo le Olimpiadi, quindi non vorrei che ci fosse un po' una perdita di interesse. Questa è la mia unica grande preoccupazione. Il virus perciò costringe a una scelta che avrà ripercussioni economiche, senza pensare al Tour de France cui saranno sottoposti gli atleti in campo nel 2022, subito dopo le Olimpiadi di Pechino, che si svolgeranno dal 4 al 22 febbraio. Cortina, rassicura il primo cittadino, ha puntato sui grandi eventi e questo rinvio deve essere colto come un'opportunità. È anche l'occasione per mettere e sistemare tutta una serie di infrastrutture che il nostro territorio da tempo necessita. Ha
partire dalle infrastrutture viarie. Il rinvio dell'appuntamento mondiale dà una mano all'iter delle opere in cantiere che mai si sarebbero potute concludere per il 2021. È dunque uno stop che rasserena gli animi istituzionali, meno, molto meno, quello degli operatori economici che l'anno prossimo potrebbero restare totalmente a bocca asciutta. La FIS ha comunicato il calendario della Coppa del Mondo, ovviamente escludendo Cortina da qualsiasi tipo di gara perché ospitavamo i mondiali a febbraio, quindi mi auguro che, non so, se ci possa essere una revisione, anzi auspico che ci sia una revisione del calendario, che possano essere inserite delle gare a Cortina. L'ideale sarebbe disputare le finali di Coppa del Mondo, che però sono già state assegnate a Lanzerai in Svizzera, e perciò l'auspicio è che a febbraio Cortina possa ospitare almeno una sorta di premondiale e qualche gara in più rispetto alla Libera e al Super G, che di solito sono inserite nel calendario dello sci femminile. Questa era una visione bellunese, cortinese, con le voci delle terre alte venete su questa situazione che potrebbe portare grossi problemi. Sentiamo invece cosa ha detto il governatore Zaia su questo argomento. Per non rischiare e anche per valorizzare fino in fondo il lavoro di tantissime persone, è giusto che ci sia il pubblico. La situazione che a noi sembra meno rischiosa è rappresentata dal fatto di ottenere il permesso di spostarli al 2022. Ha atteso l'ufficialità della notizia data dal presidente del CONI Malagò, il governatore Zaia, per commentare la richiesta di spostare i mondiali di sci di Cortina da febbraio 2021 a marzo 2022. L'incertezza sull'andamento dell'epidemia ed il rischio di una manifestazione monca, magari senza pubblico, hanno portato alla decisione di chiedere il rinvio che viene visto dal presidente del Veneto come un'opportunità. Questo non vi nego che ci creerebbe una congiuntura astrale positiva rispetto alle Olimpiadi del 2026. E rispetto a un incastro internazionale. Ora si attende di sapere se la richiesta della federazione verrà accolta. Confido nella collaborazione dei nostri compagni di viaggio a livello internazionale, perché poi capite che c'è tutta una serie di incastri con la Francia, con altri paesi, però sarebbe un bel segnale. Non è una sconfitta, è la volontà di investire bene. Peraltro siamo a buon punto con i lavori sarebbero, diciamo, perfetti a questo punto del 2022, però che nessuno si azzardi a dire che vengono spostati i mondiali perché siamo in ritardo con i lavori, altre robe. È una scelta proprio, diciamo, ragionata. Una scelta, quella di chiedere il rinvio, supportata anche dalla relazione della dottoressa Russo, vertice della direzione prevenzione della Regione del Veneto, sui rischi sanitari. Il rischio di reinfezione ci potrebbe essere, lo dice anche l'OMS, per cui lei ha messo anche nero su bianco per la comunità internazionale che per la sanità del Veneto il rischio è reale. Dopodiché se il virus sparisce e come è arrivato se ne va e non si fa più vedere, noi siamo tutti felici, però abbiamo l'obbligo di dire anche che la preoccupazione c'è per il prossimo inverno, autunno-inverno 2020-2021. Zaia si è poi soffermato sulla movida selvaggia contro la quale la Regione ha realizzato anche uno spot e sull'ipotesi governativa degli assistenti civici contro gli assembramenti. Per me è una sconfitta, no? C'è una sconfitta dal punto di vista sociale, cioè pensare che devi mandare qualcuno a controllare perché qualcuno si indossi la mascherina che è come un farmaco salvavita, vuol dire che c'è un problema culturale. Facciamo una breve pausa, state con noi, torniamo fra pochissimo. Siamo tornati alla nostra diretta, siamo in edizione straordinaria anche oggi per informarvi su quello che sta succedendo in Veneto con il coronavirus, ma non solo. Ad esempio, ora ci stiamo collegando in Skype con il nostro Guido Barbato che ha avuto la fortuna, beato lui, di assistere alla riapertura delle gallerie dell'Accademia a Venezia. In questo momento Guido non è online, quindi lo richiameremo magari fra qualche istante. Oggi c'è stata, dicevamo, questa importantissima riapertura, c'è anche una chicca che riguarda proprio il Bassanesimo, poi ce la racconterà Guido fra poco. Allora, Barbato, in questo momento abbiamo qualche piccolo problema di collegamento e quindi andiamo a vedere una cosa che per noi è molto molto importante, ovvero le celebrazioni del Santo. Parliamo di Padova perché quest'anno con l'emergenza coronavirus la tredicina, le celebrazioni del Santo di giugno saranno stravolte, ma
Rete Veneta sarà in prima fila per raccontarvi tutto in diretta, tutto quel che succede al Santo, e il Santo verrà portato sui luoghi dell'emergenza, verrà portato sulla provincia, verrà portato sui luoghi che l'hanno visto protagonista qualche centinaio di anni fa ormai, in elicottero. Ecco il servizio. L'abbraccio di Sant'Antonio ai suoi fedeli e a tutta la città quest'anno arriverà dall'alto. Il coronavirus ha tolto la possibilità ai pellegrini e ai padovani di assistere tutti insieme alla tradizionale processione per le strade della città, e così i frati della Basilica hanno deciso che il 13 giugno le reliquie e il busto di Sant'Antonio verranno portati in volo a bordo di un elicottero militare per benedire tutta Padova. L'evento sarà seguito in diretta da Rete Veneta, emittente del nostro network Media Nord-Est, che trasmetterà sempre in diretta anche tutti gli eventi e le messe previste dalle 6:30 del mattino alle 21 del 13 giugno. Abbiamo voluto fare in modo che il Santo fosse sentito, presente e vivo come era possibile in questo tempo. Con l'assenza degli assembramenti, allora è il Santo che in questo caso volerà con un grande abbraccio a voler essere proprio presente lì dove in particolare alcuni luoghi sono diventati simbolo della fatica, delle difficoltà di questo nostro tempo. Quindi l'idea che il Santo raggiunga con la sua benedizione, salirà con il suo busto, con la sua reliquia su un elicottero e raggiungerà Vo, raggiungerà Schiavonia, raggiungerà Campo San Piero, il luogo dove insomma, il Santo ha vissuto le ultime settimane della vita, per poi andare su Padova, agli ospedali, i luoghi significativi della città. L'elicottero con a bordo le reliquie del Santo e il rettore della Basilica, padre Oliviero Svanera, sorvoleranno le zone simbolo dell'emergenza di questi mesi. Benediranno il Covid Hospital di Schiavonia, l'ex area rossa di Vo Euganeo, l'ospedale di Padova e il carcere. Un momento emozionante che le nostre telecamere faranno entrare in diretta nelle vostre case, così come gli altri eventi previsti per questa tredicina. Il cartellone culturale del Giugno Antoniano è stato ridotto a 4 appuntamenti, tra questi spicca il concerto di Antonella Ruggero all'interno della Basilica il 12 giugno alle 21, preceduto da una versione ridotta della rievocazione storica del transito del Santo, e il concerto di campane che dall'Arcella si estenderà a tutta la città. Attraverso le nostre telecamere potrete gustare inoltre alle 21 di domenica 7 giugno la visita guidata nel cuore del Santo, scoprendo da vicino opere che solitamente si vedono a distanza dai banchi della navata. Una tredicina rivoluzionata dagli effetti della pandemia, così come venne 800 anni fa rivoluzionata la vita di Fernando, giovane canonico portoghese che decise di vestire il saio francescano e di diventare Antonio da Padova, il santo dei poveri. Ai bisognosi, in particolare alle famiglie in difficoltà dopo questo periodo, e alle vittime dell'attentato terroristico in Sri Lanka dello scorso anno, sono legati invece i progetti sostenuti dalla Caritas antoniana in questi mesi. In prospettiva anche nel Giugno Antoniano sono previsti tutta una serie di interventi e di progetti proprio legati al nostro territorio e legati anche a situazioni internazionali, perché Sant'Antonio abbraccia tutto il mondo, come sappiamo. A chiudere le manifestazioni del Giugno Antoniano, domenica 21, il concerto in Basilica dei Solisti Veneti. L'assessore alla cultura del comune di Padova, Andrea Colasio, ha fatto sapere che anche per quest'anno, per tutto il mese di giugno, l'ingresso al polo museale, ovvero Musei Eremitani, Palazzo della Ragione e Palazzo Zuckerman, sarà gratuito per tutti. E ora abbiamo, come vi avevamo annunciato prima, aver risolto quei piccoli problemi che Skype, pur essendo un'ottima applicazione, crea nella gestione quotidiana di queste dirette, di questo nuovo modo di fare informazioni. Andiamo a collegarci con Guido Barbato che, dicevamo prima, beato lui, è a Venezia e nelle gallerie dell'Accademia perché oggi sono state riaperte al pubblico. Guido, sei a Venezia, ti vediamo, beato te, dicevamo prima. In mezzo all'arte si sta sempre bene. Buongiorno a tutti. Le gallerie dell'Accademia, dopo oltre 2 mesi di chiusura, dal 9 di marzo, hanno riaperto oggi al pubblico con la soddisfazione generale, ovviamente non solo di chi le gestisce, ovvero il Ministero Beni Culturali, ma anche dei turisti e dei veneziani che qui possono trovare un grande concentrato di arte veneta. I pittori veneti ci sono tutti, da Tintoretto a Veronese, a Cima da Conegliano, non mancano. E non manca anche Jacopo da Ponte, che è stato collocato, il cui dipinto di cui abbiamo parlato nelle scorse settimane, relativo a Sant'Anna con Maria Bambina
e i santi Girolamo e Francesco, ha trovato posto proprio nelle sale della Galleria dell'Accademia, da dove probabilmente è partito, se non da questi posti, era partito da Venezia alla fine dell'Ottocento per raggiungere la chiesa parrocchiale di Sossano e poi nel 1956, se non ricordo male, i musei civici di Bassano e comunque Bassano e dintorni. Eccolo qua, è alle mie spalle, sapete, insomma, se ne è parlato tantissimo, abbiamo intervistato e vi proporremo appunto stasera l'intervista al direttore delle Gallerie dell'Accademia, Giulio Manieri Elia, che ci ha confermato, senza voler fare proprio nessun tipo di polemica, la proprietà di questo quadro e soprattutto ci ha dato una notizia molto bella. Le Gallerie dell'Accademia stanno allestendo una serie di sale, più di una sala dedicata alla pittura veneta del Cinquecento, alla quale appartiene anche la pala che conosciamo bene, e nell'autunno si conta di farne una sala specifica proprio per Jacopo da Ponte, detto il Bassano. Oltre a questo, il direttore ci ha anche detto che da oggi, visto questo rientro molto importante, la riconoscenza delle Gallerie dell'Accademia sarà quella di far arrivare anche a Bassano, ma un po' in tutti i musei veneti, in prestito, in visione per periodi limitati, altre opere anche di Jacopo da Ponte, un'apertura al territorio, un link verso il territorio che fa ovviamente onore anche alle Gallerie dell'Accademia. Guido, allora poi parleremo più diffusamente nel corso dei nostri telegiornali della pala, però parliamo della riapertura di questo straordinario scrigno di meraviglie che sono le Gallerie dell'Accademia. Com'è andata? C'è il pienone? Come stanno gestendo l'emergenza sanitaria? L'emergenza sanitaria è gestita benissimo con norme semplici e ormai note a tutti e che tutti possono rispettare. Mi giro dalla parte opposta. Questi sono alcuni degli spazi della Galleria dell'Accademia. Lo spazio interpersonale si può assolutamente rispettare, come vedete. In questa sala sono presenti molti dipinti di Jacopo Robusti, detto il Tintoretto, e l'affluenza al momento non possiamo dire da pienone, però le persone ci sono, gli appassionati ci sono. Tenete presente che poi le gallerie saranno aperte dal martedì alla domenica, chiuso il lunedì. E quindi potrete regolarvi eventualmente così. A proposito, un'altra cosa, si stanno studiando con Bassano anche delle convenzioni per vedere se in futuro appunto i bassanesi potranno venire qui più spesso a vedere le opere del loro pittore di casa, insomma. Allora ringraziamo Guido Barbato, grazie per questo interessantissimo collegamento, grazie per averci permesso anche di vedere per qualche istante direttamente da casa questa meravigliosa serie di opere d'arte incredibili che ha riaperto al pubblico proprio oggi dopo la chiusura per il lockdown. Avete sentito, abbiamo parlato, questa è l'immagine della pala di Sant'Anna che è al centro di fortissime polemiche in questo periodo. Ringraziamo Guido per essere ancora in collegamento per farci vedere questa pala che è rimasta a Bassano per oltre 60 anni, poi è stata portata a Pordenone per una mostra e da Pordenone è andata direttamente a Venezia. C'è stata ed è ancora in corso una forte polemica a Bassano perché i bassanesi, la cultura bassanese avrebbe voluto riportare questa pala dove era fino a prima della mostra pordenonese, ovvero nei musei civici. Quindi la pala è andata via, la cosa è stata fatta secondo molti un po' troppo in sordina da parte dell'amministrazione comunale. Adesso gli ex sindaci di Bassano, gli ex direttori dei musei, persone della cultura, delle istituzioni stanno dicendo è stato un errore fare andare via questa pala e altri dicono che pur essendo una magnifica opera d'arte risulterà essere, passateci il termine, una fra le tantissime dell'Accademia, mentre a Bassano, dove è la sua sede, dove è la sua casa ormai da tanto tempo, sarebbe stata un po' la gemma della corona. Di queste polemiche, di questo movimento d'opinione che si sta creando per riportare indietro la pala, per fare in modo almeno di provare a riportare la pala a Bassano, parleremo poi nella nostra informazione nel corso della giornata. Allora ringraziamo Guido Barbato per il suo splendido collegamento, in questo caso Skype ci è stato di grande aiuto. Noi
dovremo andare a sentire Valentina Visentin, che però a questo momento non vediamo collegata con Padova, quindi torniamo a parlare delle riaperture. Lasciamo da una parte per un attimo l'arte, nonostante le bellissime immagini che abbiamo appena visto, e parliamo invece di come stanno riaprendo le piscine e le palestre che sappiamo solo da poche ore sono tornate a disposizione del pubblico. Buono l'afflusso per la prima giornata di riapertura di piscine e palestre, una delle riaperture più attese dagli abituali frequentatori. Finalmente, anche perché avevamo bisogno di tornare ad allenarci, quindi finalmente che le hanno aperte. Ad Acquapolis Bassano, che è impianto natatorio e palestra, stamattina alle 7 c'era già la fila, programmata, contingentata su appuntamento. L'affluenza buona, ce l'aspettavamo, le chiamate sono state parecchie, anche perché abbiamo iniziato con le prenotazioni, per cui riusciamo ad organizzare i turni di accesso e sapere quante persone accedono all'impianto. Cosa è cambiato rispetto a prima? Abbiamo istituiti diversi protocolli di sicurezza e appunto di accesso, dall'entrata, dalla gestione delle vasche, che consentono senza ombra di dubbio un numero più ampio rispetto all'area più delicata, che è quella degli spogliatoi, dove il contingentamento è senza ombra di dubbio maggiore. Sanificazione con sforzi maggiori rispetto a prima, distanze negli spogliatoi. Adesso è stata intensificata e maggiorata soprattutto nelle orari serali, dove senza l'afflusso della gente riusciamo a scoprire anche quei luoghi un po' più difficili da passare nella quotidianità. Anche i centri estivi sono un argomento che tocca gli impianti natatori. Abbiamo il protocollo in partenza, stiamo attendendo l'autorizzazione finale dalle nostre autorità territoriali, però per l'8 di giugno siamo pronti per partire con i nostri ragazzi. Il 3 di giugno invece partiranno tutti i corsi di scuola nuoto. Questa era un'informazione anche di servizio, visto l'importanza che queste discipline ricoprono per moltissime persone. È altrettanto importante quello che stiamo andando a vedere, perché parliamo di agriturismi, parliamo di Colli Euganei. Sentiamo com'è andata nel primo fine settimana di riaperture. Primo weekend dopo la riapertura, primo weekend per molti padovani con la possibilità di una gita sui colli. Molti quelli che li hanno scelti, cicloamatori, motociclisti o semplici escursionisti. Se le presenze nelle località collinari padovane sono state consistenti, lo stesso non si può dire per gli agriturismi. Le associazioni di categoria condividono un calo di oltre il 50% rispetto agli anni passati. Pensavamo sicuramente una partecipazione maggiore all'interno dei nostri agriturismi, circa il 50% in meno rispetto agli anni precedenti. Se capiamo il comparto dell'agriturismo regionale, 1600 sono le aziende agrituristiche, con una perdita oggi complessiva di circa 35 milioni di euro. Il settore agrituristico è uno di quei settori che oggi è in difficoltà. È necessario un piano di rilancio del comparto, fanno sapere gli agricoltori. Le aziende agrituristiche, come i ristoranti, hanno dovuto sostenere costi per adattarsi alle nuove disposizioni anticontagio. Oggi il comparto complessivamente per ogni azienda supera i 2.000 euro di contributi, di soldi che le aziende devono spendere per mettersi in regola per la propria attività, per continuare la propria attività. L'emergenza sanitaria ha colpito la zona dei Colli Euganei, con il comune di Vo in maniera molto dura. Per rialzarsi bisogna valorizzare le eccellenze che quel territorio propone. Oggi il settore è in grande difficoltà e quindi per questo dobbiamo concentrare le nostre risorse, le nostre attività per la valorizzazione di quei prodotti, che è l'olio, che è il prodotto del vitivinicolo, dell'orticolo, e quindi la valorizzazione dei colli, la valorizzazione dei loro prodotti penso che sia uno degli elementi determinanti e importanti che noi oggi dobbiamo lavorare per la valorizzazione di questi prodotti. Questo era il punto di vista di un settore come quello degli agriturismi, che da una parte ha un piede nell'agricoltura, perché naturalmente si parla di prodotti della terra, prodotti della tradizione veneta. Dall'altro, l'altra staffa è quella di moltissime famiglie che vivono di questa cultura, di questa tradizione, e che abbiamo sentito non hanno avuto un riscontro come si pensava dalla riapertura del fine settimana. Sappiamo che è andata molto bene per alcuni settori, come quello dei bar, del
tempo libero, polemiche a parte, stiamo parlando proprio di numeri di base, quindi di numeri importanti, mentre per la ristorazione, gli agriturismi, le trattorie e altre categorie non è andata ancora benissimo, forse perché ci vorrà qualche giorno, qualche settimana per ritornare un po' a regime. Noi adesso andiamo a Padova perché abbiamo la nostra Valentina Visentin in collegamento che ci ricorda un po' cosa succederà nella tredicina di Sant'Antonio. Ricordiamo un evento importantissimo a livello mondiale perché il santo è inteso sia come chiesa che come Sant'Antonio è molto amato in tutto il mondo. Valentina, ci confermi che sarà una tredicina molto diversa dal solito? Certo Ferdinando, come hai appena detto, la festa di Sant'Antonio non è importante solo per noi padovani che la sentiamo in modo particolare, ma anche per tantissimi pellegrini che arrivano da tutta Italia e anche dall'estero. Infatti il 1° maggio di solito qui a Padova siamo abituati a vedere tantissimi cittadini dello Sri Lanka che nel giorno della loro festa nazionale vengono qui a ricordare e a venerare Sant'Antonio. Quest'anno per forza di cose non c'è stata questa grande festa, ma adesso ci stiamo preparando per la tredicina, una tredicina che inizialmente aveva un calendario ricco di appuntamenti messi e organizzati e messi in piedi prima dell'emergenza coronavirus e che sono stati ridotti a 4 grandi appuntamenti che però noi invece vi faremo vedere grazie a Rete Veneta. Infatti porteremo il santo nelle case di tutti i veneti e di chi anche vuole seguire la diretta attraverso i social network e lo streaming nei nostri siti. Perché? Perché appunto Sant'Antonio quest'anno uscirà non nella tradizionale processione per le strade di Padova, ma uscirà in volo grazie ad un elicottero militare messo a disposizione dall'esercito. Verranno caricate una reliquia di Sant'Antonio e il busto del santo e insieme al rettore padre Oliviero Svanera verranno fatti volare e sorvoleranno e benediranno dall'alto quelle che sono state le zone simbolo di questa emergenza Covid per la provincia di Padova. Stiamo parlando del Covid Hospital di Schiavonia, che tra le altre cose da lunedì dovrebbe riprendere anche la normale riapertura del pronto soccorso. Lo diciamo in questo inciso proprio per dare una notizia anche ai residenti della Bassa Padovana. Da lunedì dovrebbe riaprire il pronto soccorso dell'ospedale di Schiavonia. Poi il santo benedirà la zona, l'ex area rossa, la prima area rossa, quella del comune di Vo, e per poi dirigersi in volo verso Padova, sorvolando l'azienda ospedaliera e il carcere Due Palazzi. E quindi ci sarà questa benedizione dall'alto che noi racconteremo, vi faremo vivere tutta la giornata del santo, quindi anche con contributi poi dalla città e mostrandovi tutte le messe che ci saranno nella basilica e verranno celebrate dalle 6:30 del mattino fino alle 21. Gli altri grandi eventi sono un importante concerto di Antonella Ruggero che è stato mantenuto in calendario, un concerto a porte chiuse che però noi vi mostreremo la sera del 12 giugno. La tredicina per i padovani e per i fedeli, insomma, sono i primi 13 giorni di giugno che ci preparano alla grande festa del santo. Quest'anno, tra le altre cose, ricorrono gli 800 anni dal momento in cui Sant'Antonio, che si chiamava Fernando, era un agostiniano, abbraccia il saio francescano e arriva a Padova, dove poi diventerà il santo dei poveri. Quindi insomma quest'anno appunto gli eventi saranno proprio dedicati, incentrati a quella che fu per Sant'Antonio una rivoluzione e come ben sapete anche per noi questo è un periodo di rivoluzione, le nostre abitudini sono state completamente stravolte e quindi insomma una rivoluzione che arriverà con una benedizione dal cielo quest'anno. Allora ringraziamo Valentina Visentin, grazie per queste informazioni perché le daremo sempre più, molte più volte perché insomma sarà un periodo davvero straordinario anche per l'informazione, anche per noi di Rete Veneta che saremo presenti. Grazie Valentina da Padova, mancano 10 minuti alla conferenza stampa di Zaia, noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra poco. Buongiorno, bentornati alla nostra diretta. Siamo anche oggi in edizione straordinaria per informarvi su quello che sta succedendo in Veneto con l'emergenza coronavirus. Siamo già
collegati con la sede della Protezione Civile a Marghera, dove fra un paio di minuti inizierà la conferenza stampa del Presidente Luca Zaia. Avremo come sempre i dati epidemiologici di giornata, quindi il numero dei positivi, il numero delle terapie intensive, il numero dei decessi e anche il numero dei nuovi nati che Zaia ormai fornisce da settimane per far vedere, confermare che la vita continua, la vita non si ferma mai, come non si è mai fermato questo Veneto che sta ripartendo, sta rimettendo i motori a regime ormai da giorni. Allora, noi siamo già collegati, dicevamo, con la sede della Protezione Civile, fra un minuto, due, inizierà, di solito Zaia è molto puntuale. Mentre aspettiamo l'arrivo del Presidente, vi leggiamo una notizia che riguarda un corollario, una ricaduta molto particolare di questo lockdown, ovvero l'Università di Padova e l'ARPAB hanno fatto uno studio su quello che è l'inquinamento luminoso nel periodo del lockdown, scoprendo che su 14 stazioni della rete regionale scelte in zone molto rappresentative come Padova, come stazione urbana, la provincia di Vicenza, Falcade nel Bellunese, Gallio sull'altopiano, l'inquinamento luminoso è diminuito del 20%. Immaginate quanta luce viene sparata verso l'alto dalle nostre case, dalle attività del Veneto in un periodo produttivo normalmente. Ecco, è calato tutto del 20%, c'è stato un calo minore nell'altopiano dove la zona di Cima Ecari insomma è già abbastanza protetta dall'inquinamento luminoso, addirittura meno a Passo Valles, però c'è la conferma che durante questo periodo di chiusure è calato. Ma passiamo al governatore. Hola Nicolussi Moro, buongiorno, benvenuta. Sì, grazie e buongiorno a tutti. Grazie per essere qui, collegati, un saluto a tutti. Mi permetto di salutare innanzitutto Chiara Zena, che è qui tra il pubblico, eccola lì. E magari a qualcuno non dice nulla il nome, ma quando io faccio vedere Team for Children, eccolo qui, abbiamo già detto tutto, quindi diciamo quell'oasi che lei ha creato per gli adolescenti malati gravi, quindi per questi ragazzi, quindi ringrazio lei e anche tutte le volontarie e volontari che lavorano con lei. Sta facendo un lavoro strepitoso e poi dico anche con un certo imbarazzo, l'ho avuto in particolar modo per due realtà, QAM e Team for Children. QAM Don Dante ci ha donato una 20.000 euro, se non ricordo male, dei respiratori, e ho chiamato Don Dante e gli ho detto ma scusa, ma stai aiutando popolazioni molto più in difficoltà di noi? E lui ha detto no, noi dobbiamo esserci. E stessa roba vale per Chiara Zena, eccola qua, ci ha donato 25.000 euro, un'associazione che vive solo di donazioni e di volontariato, e quindi ci ricorderemo anche per il grande gesto. Un ringraziamento a Chiara Zena e a tutti i ragazzi, a tutti i volontari, a tutti coloro, i medici, insomma a tutti coloro che ci hanno creduto. Chiara Zena e Team for Children, io lo posso dire, sono dimostrazione che la forza di volontà sposta anche le montagne, perché posso dire che se avessi, ho seguito da vicino l'operazione della struttura realizzata, e devo dire che se non ci fosse stata lei e tutta la squadra, quella struttura non si sarebbe mai realizzata. Insomma, a volte le scartoffie sono più difficili da spostare dalle montagne, ma hanno trovato una che sposta le montagne, perché non c'è nessun problema. Grazie ancora Chiara e un ringraziamento a tutti per questi 25.000 euro. Poi verremo comunque a trovarvi quando sarà finita tutta questa tragedia. Grazie, grazie a Team for Children. Volevo darvi il bollettino, andiamo via veloci, poi lascio la parola alla fine all'assessore Lanzarin, perché un paio di cose ve lo vogliamo dire oggi rispetto ad alcuni nuovi temi. Allora, i tamponi totali sono 604.000, abbiamo passato i 600.000, esattamente sono 13.229 più di ieri, 604.115. Il numero di positivi 19.105 più 8, quindi vedete che ormai le percentuali, se dovessimo paragonare in maniera molto empirica gli 8 positivi ai 13.000 o agli 11.000 o ai 12.000 tamponi
al giorno, siamo sotto il 1000%, scusate, siamo sotto l'1 per 1000, ovvero qua siamo sul 0,8, 0,7, quanto sarà più o meno? 0,7. Giustamente lui ha detto 0,7, ingegnere, no? Ma dipende su che dato, su qual è il valore sul quale hai fatto la percentuale? 13.000? Ah, ma noi avevamo calcolato su 11. 2.308 sono le persone in isolamento, pensate, ieri ne sono uscite 200, oggi 311, quindi è galoppante la direzione verso, diciamo, la salute totale, io spero, no? Però dobbiamo sempre avere chiaro che ci sono persone ammalate. Quante sono? Sono 454 in ospedale, sono 454 ricoverati in area non critica, dei quali 277 negativizzati, quindi sono entrati coronavirus, cioè Covid, e oggi dei 454 277 sono negativi. Terapie intensive 38, meno 1 rispetto a ieri, dei quali 27 negativi, quindi non più pazienti Covid, che non è irrilevante perché hanno una gestione molto più semplice in condizioni di assoluta normalità. Sono dei pazienti che hanno difficoltà gravi respiratorie, ma non sono più coronavirus, anche per la gestione del paziente cambia molto. I dimessi sono 3.302, quindi 32 persone in più rispetto a ieri. I morti in totale ci avviciniamo purtroppo ai 1.900 morti, sono 1.886, più 8, dei quali 1.360 nelle nostre strutture ospedaliere, cioè sono morti rilevati nelle strutture ospedaliere, quindi persone che erano in cura e sono morte, più 5 negli ospedali, più 8 in generale. I nati sono 73. Due brevi considerazioni. La prima, ieri abbiamo avuto 2 videoconferenze, ne abbiamo avuta una alle 17:30 con il governo, rappresentante ministro Pisano si chiama? Pisano, e il ministro Boccia. Abbiamo parlato ovviamente di alcune partite come l'App Immuni. La sperimentazione ovviamente ci vede fuori, nel senso che si sono candidate, se non ricordo male, la Puglia, la Liguria e il Molise, e l'Abruzzo anche. L'Abruzzo, quindi non il Molise, l'Abruzzo. Non so dirvi di più, nel senso che non ho ancora ben capito quale sia il livello di gestione della banca dati, quindi di tutto il traffico e dei contatti e delle informazioni, diciamo, soggette a privacy, per cui anche questo immagino verrà chiarito. Sembra che questa sperimentazione debba durare una settimana, io mi fermo qui. Noi abbiamo il nostro progetto e il nostro cruscotto di biomonitoraggio, come voi sapete, e nel cruscotto abbiamo tutti i dati. Adesso vogliamo anche aggiungerci un altro tema, che è quello dell'autodiagnosi, o meglio dell'autodiagnosi, di segnalare i sintomi, e stiamo cercando appunto di codificare anche questo da un punto di vista digitale e informatico, però insomma è un di cui oggi diciamo che siamo agevolati dal fatto che l'incidenza dei contagi è bassissima, perché siamo allo 0,6-0,7 per 1000, il che vuol dire che stiamo lavorando anche in una condizione di pace. Rispetto alle linee guida, ieri ottimo lavoro portato avanti dal tavolo, c'era l'assessore Lanzarin e l'assessore Bottacin. L'assessore Lanzarin ha seguito per conto della Regione tutta la storia delle linee guida, già le linee guida che voi conoscete, no? Lo sapete, gli alberghi, le spiagge, i ristoranti, i bar. Cioè, vi ricordo che le regioni hanno veramente risolto un problema a livello nazionale con l'operazione delle linee guida regionali, perché altrimenti oggi staremo qui a parlare di proteste, dei ristoranti che non riescono più a aprire, non riuscirebbero più a aprire, delle spiagge che sarebbero impraticabili e ingestibili per i distanziamenti sociali o quant'altro. Ieri si sono chiuse, ed è una bellissima notizia, le linee guida per le terme, quindi anche lo sblocco totale delle terme.
Guardate che le terme per noi significa piscine termali, significa spa, trattamenti delle persone, fumigazioni, come che si chiamano? Inalazioni, insomma tutta una serie di attività che vanno nella direzione di quello che sono l'offerta sanitaria e di cure delle terme e tutto quello che è il comparto termale. Noi siamo una regione che in materia di terme può dire la sua, visto considerato che abbiamo tra l'altro il complesso importante del distretto delle terme di Abano e Montegrotto, ma non solo, poi in giro per il Veneto ci sono anche altre realtà, penso a Bibbione, tanto per citarne una, Garda e così via, però per noi è una parte importante dell'offerta turistica e sanitaria. Resta in piedi una partita importante perché voi ricordate che noi abbiamo previsto l'apertura dei centri estivi dal lunedì, dal 3. È scritto in ordinanza, ve lo confermo. Vi ricordate che abbiamo detto però saranno dai 3 ai 17 anni. Noi siamo pronti con le linee guida, peraltro già io con forza ho voluto che fossero approvate dalla conferenza dei presidenti, i colleghi le hanno approvate, anche per gli 0-3. Però capite che la responsabilità è grande nel momento in cui il governo, diciamo, fa uccel di bosco su sta partita. Quindi veramente senza volontà di far polemiche, dico al governo che approvi e recepisca quantomeno validi le nostre linee guida, lo faccia attraverso il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, lo faccia come vuole, ma stiamo parlando di bimbi dai 0 anni ai 3, è una categoria per la quale abbiamo un'attenzione estrema. Siamo pronti ad aprire anche il 3 di giugno, questo e anzi grazie a tutte le associazioni, i volontari, alle scuole dell'infanzia, a tutti insomma coloro che, alle scuole paritarie, insomma tutti quelli che si sono messi a disposizione, agli educatori, però è fondamentale che il governo adotti con un DPCM, con una delibera che so del Comitato Tecnico Scientifico, queste linee, ma non solo, anche tutte quelle linee guida che abbiamo approvato che non sono dentro nel DPCM famoso del 17 e del 18 di maggio. Voi sapete che dopo quel DPCM abbiamo aggiunto altre linee guida. Ecco, c'è un tot di linee guida che sono in un limbo oggi, sono approvate dalla conferenza delle regioni, ma ancora non sono un allegato di DPCM, perché il DPCM ha avuto le linee guida allegate e tutte quelle prodotte dopo non ci sono. Quindi direi che sarebbe il minimo, nel rispetto delle regioni e nel rispetto anche della leale collaborazione tra le istituzioni, che vengano approvate. Vi confermo l'apertura dei centri estivi il 3, insomma quello che è dopo il 2 noi, a dire la verità, attenzione, per correttezza nell'ordinanza c'è scritto dal 1 di giugno, dopodiché ci sarà il 2, io vi devo dire, scusate, dal 1 di giugno, dopodiché se qualcuno dice non è inutile aprire il 1 per chiudere il 2, deve riaprire il 3, aprire il 3, è per questo che mi sono confuso, lo faccia il 3, per noi dal 1 giugno si possono aprire i centri estivi. Ovviamente sarà un'apertura, diciamo, scaglionata e anche a macchia di leopardo, che poi dipende dalle diverse realtà, dai comuni, eccetera. Però siamo nelle condizioni di cominciare a ragionare e aprire e dare una risposta alle famiglie. Prima di passare la parola alle domande e quindi poi all'assessore Lanzarin, vi dico che un'altra linea guida importante approvata e quindi per noi è pronti via, è questione di ore, perché l'assessore Lanzarin ha già scritto ai direttori generali, sono le nuove prese in carico e gli accessi alle case di riposo, alle RSA. Quindi con tutta la metodologia che poi l'assessore vi spiegherà, i 2 tamponi, l'isolamento, i familiari, il tema dei test rapidi, eccetera. Cioè sostanzialmente riaprire il blocco che c'è stato rispetto alle case di riposo, che di fatto e anche di diritto ci trasciniamo dall'8 di marzo, perché poi è quella la data, e voi sapete che all'inizio avevo fatto una scelta di contingentare gli ingressi, dopodiché si è deciso di chiudere totalmente. Quella chiusura ha pesato perché ci sono un sacco di familiari che giustamente chiedono di poter accedere nel rispetto dell'autonomia della gestione delle case di riposo, che è una gestione autonoma, perché noi non abbiamo e non vogliamo essere dei prevaricatori, diamo gli strumenti per poter far entrare i familiari, dopodiché ci sono dei consigli di amministrazione, c'è un piano di sanità pubblica che abbiamo
attuato e applicato le case di riposo, stiamo parlando di 300 case di riposo in Veneto, stiamo parlando di 30.000 ospiti e di altrettanti operatori. Quindi è un flusso di persone e, fra virgolette, quando eravamo in totale emergenza di virus, che andava assolutamente, di potenziale, contagio, che andava assolutamente regimato. Voglio dire, perché ormai è un must, che delle 300 case di riposo il 25% ha avuto contagi zero. Il 25% delle case di riposo, il 75% delle case di riposo del Veneto ha avuto contagi zero. Ciò vuol dire che non hanno visto il coronavirus. Poi abbiamo il rimanente 25% che non è che ha avuto contagi, ha avuto pochi contagi, mediamente contagi, forti contagi, fino ad arrivare a una ventina di case di riposo che hanno avuto un'autentica strage al loro interno. Il bilancio delle case di riposo è di più di 600 morti sui 1000 quasi 900 che abbiamo. Quindi voi capite che per noi è un settore delicatissimo, come quello dei centri diurni, come quello del mondo della disabilità. L'assessore ha stilato tutte le linee guida e si va verso un'apertura generalizzata in sicurezza. E in sicurezza perché abbiamo coscienza del fatto che il 75% delle case di riposo sono sempre state pulite, fra virgolette, rispetto al virus. Le altre sono state messe in sicurezza, cioè ormai abbiamo, poche realtà con ancora focolaio interno e vogliamo andare verso la pulizia totale. Ovvio che chi ha ancora dei focolai, immagino che l'ultima roba che possa fare è quello di aprire e far entrare qualcuno finché la situazione non si sarà stabilizzata. Passerei, Carlo, la parola alle domande e poi all'assessore Lanzarin. No, sì, guardate, fatemelo ricordare, lo faccio volentieri. 2 cose solo. Scusate. Ci sono le donazioni, qui oggi no. Allora, sulle donazioni volevo dirvi intanto che abbiamo raggiunto quasi 58 milioni, abbiamo 57 milioni 613 mila, quindi chiedo ancora uno sforzo che si arrivi ai 58 milioni, sono, pensate, 38.392 donatori, tra i quali c'è Team for Children con i loro 25.000 euro, quindi li ringrazio ancora. Ma ci sono anche il club delle Abar 112, Faraon Roberto, che hanno anche loro versato, e ci tenevo a ricordarli perché ho già ricordato altre categorie. E penso che dia anche un'idea della chiamata di popolo. Voi dovreste vedere, noi faremo una pubblicazione di questi 38.000 versamenti, quanti da 1 euro, 2 euro, 5 euro, e questa è la forza di un popolo, no? Ringrazio ovviamente anche i grandi donatori, che conto di ricordarli tutti in una di queste giornate, sono i grandi donatori che hanno ovviamente versato anche grosse cifre. Non posso non ricordare Mediolanum con i 5 milioni, gli Zoppas con 1 milione, De Longhi con 3 milioni, insomma c'è un'infinità. Un po' di disegni che vanno a riempire, guardate, io ne prendo qualcuno e credetemi, nel rispetto della privacy, perché dietro a quasi tutti c'è una storia veramente importante, però non sono autorizzato a dirla. Questa è una bimba di 5 anni, Fiamma, che ringraziamo, e che è di Montebelluna, Pivato Fiamma, e ci ha mandato un bel disegno. Poi, sempre per la nostra mostra, Sofia e Zaira, 12 anni e 5 anni, di Ponte di Piave, ci hanno mandato questo. Poi abbiamo Pietro Galvan di Arcugnano, 9 anni, vedete che la mascherina è entrata nella cultura dei bimbi, molto di più che negli adulti. E poi un altro disegno, un bel disegno che ci è stato mandato da Paolo Chiaramonte di Villafranca, e ovviamente ha disegnato lo scenario della conferenza stampa. E infine altri 2 disegni di Giulia Finato, 7 anni, di Pogliana,
e dice che non riesce ad andare in vacanza quest'anno a causa coronavirus, e mi ha mandato anche il versamento dei 50 euro del salvadanaio, dice non vado a Jesolo, quindi verso tutto, e ci ha mandato un bel disegno. Ed infine questo bimbo che salutiamo particolarmente, Michael o Michael, non so come si pronunci, Pessot, andrà tutto bene, ed è un bimbo assolutamente che metteremo in prima fila durante la mostra. Grazie anche a Michael. E domande, prego. Allora, Nicolussi Moro, 1, 2, 3, Zennaro, Salmaso e Emiliano. Allora io volevo fare due domande. Microfono. Vicina, grazie. Allora, buongiorno. Ciao. Io vorrei fare due domande tecniche. L'OMS ha sospeso la sperimentazione con la clorochina e l'idrossiclorochina perché ha degli effetti collaterali sui pazienti. Volevo capire se il Veneto aveva già iniziato questa sperimentazione e che cosa aveva visto come primi risultati. Ma guarda, c'è stata ieri la professoressa Tacconelli che ne ha anche parlato di questo, nel senso che la somministrazione che è stata fatta, quella poca che è stata fatta in maniera assolutamente prudenziale, e qui ne viene fuori la professionalità della professoressa Tacconelli e dei nostri clinici che, conoscendo bene i farmaci, non si sono buttati a pesce come è accaduto in qualche parte in giro per il mondo, non serve che vi dica dove addirittura hanno avuto morti per autosomministrazione, no? Sembrava quasi un elemento di profilassi l'antimalarico. Ovvio è che l'OMS va a confermare, diciamo, quello che in via sperimentale la professoressa Tacconelli comunque conosceva. Parlo della professoressa Tacconelli perché ieri ne ha parlato approfonditamente, essendo lei uno dei massimi esperti di malattie infettive, anche, diciamo, riferimento a OMS ne ha parlato. L'altra cosa invece mi dicevano gli esperti che stanno notando, e anche voi ieri ne avevate fatto il cenno, di un numero crescente, non importante, ma di un numero crescente di persone che torna a positivizzarsi. Sì. Allora loro devono capire se si tratta di una reinfezione, ma questo è demandato agli scienziati per lo studio del genoma all'inizio e alla fine, oppure se loro spiegano il virus ha la capacità dopo un po' di nascondersi negli organi interni, quindi il tampone non lo trova più. Volevo capire noi come siamo messi, quanti ne abbiamo di persone che si sono ripositivizzate e se avete già una spiegazione dei vostri esperti. No, allora guarda Michela, prima roba, non abbiamo una contabilità, dovremmo cercarla in tutti i dati, nel senso che noi su ogni paziente, dei 4.000 pazienti, abbiamo la storia, per cui anche negli esiti che ci arrivano tutti i giorni, oggi abbiamo gli 8 positivi contagiati, sappiamo se sono 8 nuovi contagiati o se ci sono ripositivizzati. L'altro giorno c'erano 4 ripositivizzati su una ventina, mi sembra una roba del genere. Sono casi sporadici. Diciamo, le ipotesi più accreditate, anche leggendo la letteratura scientifica, sono rappresentate dal fatto che il tampone nasofaringeo va a trovare il virus nella cavità nasale, nella faringe, punto. Se il virus è da qualche parte, magari è in posizione gastrica o da altre parti, non lo si trova. Quindi il tema della diagnosi è, diciamo, come si può definire? È molto localizzata questa diagnosi. Poi voglio anche ricordarvi che rispetto al tampone, e non sto parlando delle analisi, della microbiologia, sto parlando dell'esecuzione, che non c'entra niente con il laboratorio, ne viene fuori nella letteratura internazionale, l'ho letta, ne viene fuori anche uno scarto non proprio irrilevante da operatore a operatore, perché vi ricordo che posso anche annunciare, adesso non so, magari qualcuno dice che poi non dovevo annunciarlo, ma insomma ve lo dico, trovo corretto che si dica, l'ULSS di Treviso ha fatto un nuovo tutorial con Rigoli. Permettetemi anche di dire, me lo dico, visto che vado in moda a dirlo subito così nessuno dice che poi l'ha fatto lui, anche su mie indicazioni, perché avevo visto dei tutorial americani e sembra, ve lo dico perché mi è stato comunicato stamattina, che dagli SS abbiano chiesto questo tutorial, e voi sapete che siamo passati da un tutorial, diciamo, a indicazioni di un certo tipo per praticare il tampone, a oggi a infilare il tampone almeno 10-12 cm in cavità nasale, setto nasale permettendo, e si va in quello che è definita, fra virgolette, la cantina, no? Si va giù in fondo, dove lì si è certi che si annida il virus.
Non è colpa di nessuno, questo virus è un virus complicato e il tampone che becca l'esecuzione che si faceva comunemente si è capito che deve essere fatta in un'altra maniera. In generale vedo dalla stampa, dalla letteratura scientifica, che si dice che comunque c'è una variabilità di risultati sui tamponi. Io ho letto da qualche parte, non ricordo più perché ne ho lette talmente tante, addirittura facendo fare sugli stessi pazienti operatori diversi si beccano anche risultati diversi. Non sto inquietando nessuno, diciamo che noi abbiamo un buon livello di diagnosi, però dico che anche il tema tampone può essere accaduto anche quello, è infinitesimale, non è così importante, ma anche quello potrebbe essere una variante. Poi c'è il tema mutazione del virus e altre robe. Qualcuno dice il virus non muta. Ho visto che ieri al sacco di Milano, se non sbaglio, di Pavia, scusate, hanno isolato una variante nella sequenziazione del virus. Ho letto delle agenzie che hanno sequenziato una mutazione, ma ci sta, perché i virus non è che restano lì mummificati a vita, anche se qualcuno ha detto che io sbaglio a parlare di mutazioni. Evidentemente non hanno studiato tanto. Prego il collega. Grandesso Federico, buongiorno. Ciao. 2 date importanti, quella del 3, dove probabilmente si potrà viaggiare per tutta Italia, e quella del 15. Stamattina sembra che ci sia una notizia che si potranno ricevere i turisti stranieri. Ecco, volevo sapere come commenta lei queste 2 date importanti, perché la prima il ministro Boccia ha anche minacciato che se la movida continua forse verrà posticipata questa data, e poi il giorno 15 sembra che il ministro Di Maio stia negoziando una riapertura a livello europeo. Questa è la prima partita. La seconda, che sta a cuore a molti, e ne ha parlato lei, se non sbaglio, qualche giorno fa, il Festival del Cinema di Venezia, tutt'altro argomento, che attira visitatori, attira pubblico. Volevo capire quali sono al momento attuale le possibilità di svolgere questo festival e in che modalità, quello che lei può appunto sapere riguardo a questo importante argomento che vede la Regione Veneto in prima linea ogni anno. Ma guardate, io ne ho parlato anche con il Presidente Ciccuto, c'è intendimento comune di non rinunciare al festival, questo è poco ma sicuro, lo dovete dire al mondo, lo dico alle agenzie che ci stanno seguendo, dite al mondo che noi facciamo il festival, dobbiamo farlo il festival, a meno che non accada che ci ritrovi una reinfezione tale per cui, ma se i dati sono quelli di oggi, il Veneto ha più titolo di altre realtà di dire che il festival si fa. Punto. Il Presidente Ciccuto sta facendo un bel lavoro, sta progettando e programmando, fra l'altro è un esperto di cinema, lo sapete, e quindi è il suo mestiere, il suo pane in questo mondo, è il suo ambiente naturale, e penso che sia fondamentale mandare anche dei messaggi positivi. Con tutti i limiti del caso vi voglio ricordare che ci sono molte produzioni che non sono riuscite a completare i girati e quindi i loro prodotti, quindi molti che preventivavano di venire a Venezia, che è l'appuntamento clou. Vi ricordo che il Festival del Cinema ormai è tra i primi 2 a livello mondiale, la Mostra del Cinema di Venezia, ma avremo delle produzioni che magari arriveranno ai tempi supplementari, però si fa, ma si deve fare, cioè non esiste che Venezia e il Veneto rinunci anche a queste realtà. Purtroppo abbiamo dovuto rinunciare alla partita della Biennale Architettura, perché sentiti, penso che il Presidente Ciccuto abbia messo in videoconferenza oltre 200 realtà a livello internazionale, la stragrande maggioranza non garantiva la presenza di padiglioni, quindi proprio con difficoltà. Capite che se tu hai l'architetto e con gli allestitori, con il progetto da New York, e lui ti dice guarda qui stanno ancora morendo di coronavirus, abbiamo migliaia di morti, mi dici venire fra un mese e aprire la mostra dell'architettura, ti dico anche che forse non ce la faccio. Penso che sia ragionevole averla posticipata. Ovviamente è una fitta al cuore, diciamolo fino in fondo, non è mai accaduto, però non è mai neanche accaduto che arrivasse la peste moderna come l'abbiamo riconosciuta noi. Per quanto riguarda in generale le aperture, io guarda, tu ieri non c'eri, ho detto che auspico che ci sia uno Schengen sanitario, no? Che l'Europa si metta
si metta nelle condizioni di stabilire dei parametri e in sicurezza cominciare a avviare tutte le aperture. Questa storia ci ha insegnato che se si fanno le scelte in sicurezza e con responsabilità si possono fare molte cose. Quando noi abbiamo iniziato a parlare dell'apertura delle palestre, delle piscine, delle spiagge, dei bar, dei ristoranti, dicevano che eravamo dei pazzi. Oggi è normale, giusto? E non abbiamo avuto a tutt'oggi problemi. Poi per carità, mai abbassare la guardia, il virus c'è, però io penso e spero che la metà giugno sia per una deadline per le aperture, ma anche per un resumé, per un bilancio sanitario. Guardate, ieri la professoressa Tacconello ha anche detto, per me io tirerò fiato il 14 di giugno, perché ha detto alla fin fine, se proprio vogliamo stare dalla parte del formaggio, come si dice in Veneto, e non dalla carta, in 4 settimane succede tutto quello che doveva accadere. Per cui noi siamo un po' più forse ottimisti, perché non siamo dei medici, diciamo 10 giorni e vediamo cosa accade, però le 4 settimane dal 18 di maggio al 15 di giugno ci sono, per cui poi si va avanti. Fois, si prepara Emiliano, poi Zennaro, poi Albino. Buongiorno Presidente, volevo chiedere, Ciao. Dal punto di vista economico invece, visto che non è mai capitato tra l'altro nella storia che tutta la regione si fermasse per così tanto tempo e più o meno adesso si sono rimesse in moto tutte le aziende, qual è il vostro polso della situazione? Se ci sarà anche un piano regionale di fondi per le imprese? Sì, mi hai letto nel pensiero, siccome non dico bugie mi tocca dirti la verità, domani avrete a mezzogiorno e mezzo, verrà qui la presenza dell'assessore Marcato, ci sarà anche il vicepresidente, ma l'assessore Marcato che presenta un piano da €500 miliardi per le imprese. E quindi non è un segreto, penso che sia giusto invitarvi perché sarà la presentazione di un piano organico con soldi veri, risorse vere per le nostre imprese. Non basta, ma aiuta, è sempre €500 miliardi per una regione che è l'unica in Italia che non applica tasse. Lo so che voi lo sapete, ma io lo voglio ricordare ai veneti, che magari qualcuno si sia distratto. Noi non preleviamo da 10 anni nelle tasche dei veneti €1.179 milioni all'anno. Quindi se uno mi chiedesse che interventi hai fatto per l'economia, €1.179 per 10. I miei colleghi li prelevano questi soldi. Quindi per me €1.179 lasciato al consumatore, al cittadino per le proprie scelte del risparmio piuttosto che della spesa. Quindi ci siamo considerate che questa tragedia per noi vale purtroppo circa 65.000 posti di lavoro persi, contatti, mercati, anche qui ragazzi il vero anti-lockdown l'abbiamo fatto poi il 18 di maggio con l'apertura delle attività commerciali, ma giustamente i nostri industriali, pensate al mondo del mobile, mi dicevano scusa sì io ho aperto l'impresa un mese prima, ma se non ho le mostre e i negozi che vendono le cucine, vendono i divani, i salotti, a chi li vendo io? Quindi noi possiamo considerare che è dal 18 maggio che tutti tirano fiato, prima si lavorava perché lo sappiamo benissimo che il 4 maggio 1.200.000 veneti sono entrati nelle imprese, però non si vendeva, adesso dobbiamo guadagnare i mercati ed è fondamentale che il governo attivi tutte le promozioni a livello internazionale, non ultima quella del turismo, che è quella che sta pagando un conto salatissimo. Se ne sono andati di fatto 1 mese e mezzo, 2 mesi, perché poi per arrivare al regime, io sono fiducioso, ve lo dico, per il turismo. E abbiamo fatto di tutto con la mia squadra per aprire il prima possibile. Qualcuno ha detto che era sbagliato aprire le spiagge il 18 maggio, noi le abbiamo aperte e siamo felici di averlo fatto. E sono stato felice a vedere le spiagge fine settimana con molta gente, perché anche questo è un sistema per aiutare i nostri operatori. Emiliano, si prepara Zennaro. Ciao Emiliano. Sulla danza ancora non abbiamo deciso niente. Torno a un'altra delle mie piccole battaglie, torno ai nidi che sono in seria difficoltà. Perché gli scade innanzitutto la CIG entro il 7 di giugno, in più sembra che il rapporto numerico
dettato un pochino dalle linee guida, metta in seria difficoltà insomma, la riapertura, se ci sarà dei vari nidi, dicono insomma chi del settore che non riescono a fare nuove assunzioni per rispettare le linee guida. Quindi le chiedo se tra questi aiuti dell'assessore Marcato ci sia un occhio di riguardo anche per loro, o se riuscite in qualche modo a fare il pressing su appunto la fascia 03. Altra tematica, se posso, enuncio una dietro l'altra velocemente. Sulla questione, non ho capito la data, mi perdoni, il 1 giugno per le SPA o 3 giugno? Perché... No, primo, l'ordinanza dice 1 giugno. Ok, esatto, ricordavo. Ho fatto io un'abbreviazione perché c'era il ponte. E questa è una considerazione più che una Noi domanda. Ci siamo durante il ponte. Grazie per il promemoria. Io ricordavo dal reddito di cittadinanza, insomma, per accedervi, c'è un obbligo di prestare 8 ore al proprio comune. Quindi mi sono chiesto, lo chiedo a lei che è un amministratore, perché hanno messo in piedi questa bagarre delle famose guardie Covid? Si sono dimenticati forse che c'era questa questione e che dava appunto la possibilità di non fare bandi e di avere comunque i volontari, o sono volontari specializzati e quindi non si può usufruire di questa che è una legge proprio fatta dal governo? Non te lo so dire. Nel senso che mi sembra chiaro dal dibattito che ne è nato all'interno del governo che sta roba non vedrà mai la luce, punto. E se la vedrà sarà un'altra roba, cioè, come si dice, no? Entri Papa e esci Cardinale. Qua mi sa che escono veramente anche senza toga su, senza niente. Non lo so, guardate, io ieri vi ho detto da un punto di vista umano è una sconfitta, no? Pensare di dover avere degli educatori che ti dicono: guarda, cioè, a questo punto li utilizziamo per dire non fumare perché ti fa male, non bere perché ti viene la cirrosi, no? Cioè, io vi ho già espresso la mia idea, penso che se si chiude così è bene, cioè se si chiude proprio. E dall'altro invece, rispetto a quello che tu dicevi, sì, il discorso delle 8 ore o quant'altro, però non ne so nulla e non so neanche a livello di reddito di cittadinanza quanti debbano fare 8 ore nei municipi, perché non penso che ci siano tante domande qui da noi. Questo è l'altro aspetto. Dopo tu mi chiedevi? Degli asili, la fascia 0-3 anni. Guarda, l'assessore Lanzarin ha già messo delle risorse, dopo magari quando interviene ve lo dice, però quindi decisamente non la partita di Marcato, perché non è in questa direzione. Dico anche ovviamente che sulla partita 0-3, scuole dell'infanzia e gli asili nido, vi invito a darsi una mano, di chiedere al governo che ci approvi queste linee guida. Le abbiamo fatte da una settimana che ce le hanno. Se fanno in modo di validarle e recepirle, posso garantirvi che noi partiamo subito, poi anche gli altri colleghi si accoderanno. Questa è una grande battaglia che ha fatto il Veneto. Grazie Presidente. Prego Emiliano. Salnaso. Due Prego, ciao. La prima è, si è sentito parlare di voto a settembre, voto il 6, il 13, addirittura il 20 adesso le ultime idee. Questa è una questione diciamo generale, invece quella più particolare mi segnalano dalle località turistiche soprattutto che non c'è chiarezza oppure non sanno come applicare le norme per quanto riguarda le piscine condominiali. Ma le piscine condominiali hanno sostanzialmente il distanziamento sociale, punto. No, sui controlli. In che senso i controlli? Perché ci sono amministratori che chiedono ai inquilini... chi fa la vigilanza? Chi fa la vigilanza, chi paga la vigilanza. Ciao Tosati. È necessaria la vigilanza oppure no? No, è necessario il rispetto delle regole, che è un'altra roba, nel senso che fra l'altro è nell'interesse di qualsiasi proprietario, perché i condomini non sono proprietari o sono locatari, di avere il rispetto delle regole, perché altrimenti poi tutto si scarica sul condominio, oltretutto, no? Perché c'è una responsabilità individuale e una collettiva. E quindi... Questo gli amministratori non concedono? Io penso che si debba concedere nell'ottica della responsabilità, appunto, personale, individuale, è ovvio, no? Cioè, la responsabilità collettiva può essere che il condominio decide di fare un assembramento di sdraio lungo la piscina, strafregandosene del distanziamento sociale che è 1 metro. E quella è una responsabilità collettiva. Ma il fatto che ci sia uno che non rispetta le regole personalmente, quella è una responsabilità soggettiva.
Ma sei sul voto, ho visto che c'è stato un emendamento, forse mi hanno detto ieri sera, per farlo il 20 di settembre. Allora, partiamo da un presupposto, che ad oggi la legge dice 25 settembre e 25 dicembre. Quindi è la legge che andrà in approvazione nelle prossime ore. Se non verrà modificata, la finestra sarà 25 settembre, passatemi l'errore su settembre, ma sono sicuro del 25 dicembre, la famosa finestra autunnale delle amministrative. Cioè, questa è quella base. Noi avevamo fatto un incontro e un accordo con il ministro Lamorgese, prima che questa diventasse legge, dicendo abbandonate la vecchia finestra autunnale, che è questa, e facciamone una che dà la partenza dal 6 di luglio, perché questa era quella originaria. Col ministro Lamorgese avevamo concordato come Presidente della Regione una finestra anticipata che partiva dall'estate, con la possibilità di fare una convocazione per le sole regioni, quindi non election day, in estate. Anche qui è entrata cardinale, è entrata Papa e è uscita cardinale, nel senso che è sparita la legge concordata con il ministro Lamorgese e il Consiglio dei Ministri ha deciso di confermare la finestra autunno-invernale, definiamola così. Perché si discute oggi? Perché il Comitato Tecnico Scientifico dice che, al di là di tutti i dibattiti della politica, le elezioni devono essere fatte prudenzialmente entro settembre. Quindi delle due l'una, o le fai a settembre o entro settembre, vuol dire che puoi iniziare da adesso fino a settembre. Noi, vista la Corea che le ha fatte in aprile, vista la Francia che le farà a metà giugno, diciamo ma perché non si fanno a fine luglio e dopo tutti liberi? Perché a settembre comunque c'è di mezzo agosto per la campagna elettorale. Siamo in attesa, so che oggi c'era una riunione politica della maggioranza, cercheremo di capire cosa accade. Il Presidente della Conferenza delle Regioni ha mandato una lettera anche ieri sera per chiedere la finestra estiva a nome dei Presidenti di Regione. Noi siamo convinti che sia una grande opportunità quella di andare a votare d'estate. Pensate, fosse il 26 luglio, fosse il 2 di agosto, avremo la possibilità di garantire a tutti di fare una campagna in un periodo tranquillo, avete visto i nostri dati, di farla assolutamente in un periodo che è garantito e non ci andrebbe di mezzo Ferragosto, tutte queste attività che poi significa attività che sviliscono, cioè tutto quello che è la campagna elettorale, sviliscono, scusatemi, tutto quello che è la campagna elettorale. Io resto fermo su luglio comunque. Albino. Presidente, buongiorno. Ciao. Io ho 2 o 3 domande da... Non so. Prego. Ecco, allora, la prima è la seguente. Allora, i primi risultati sul REM del Sivir sembrerebbero incoraggianti, lo dice Burioni in una newsletter oggi. E abbiamo notizie sull'andamento della sperimentazione avviata da noi, mi pare che il Veneto fosse una... Sì Albino, tu ieri non c'eri, c'era il tuo collega Tosato e l'ho proprio detto, quindi prima di Burioni l'ho detto al professoressa Tacconelli, che ieri ha dato proprio un riscontro del fatto che che comunque è un farmaco per l'artrite reumatoide, siccome io non so mai pronunciarlo, Remdesivir, grazie, e dice che funziona, tanto è vero che ieri facendo una carrellata su tutti i farmaci e le sperimentazioni che sta facendo la professoressa, essendo riferimento di uno studio multicentrico, dice questo funziona, cioè nel senso abbiamo capito che nei cocktail di farmaci questo farmaco dà risultati. Bene, questa è la prima questione. La seconda, se appunto se è possibile, mi piacerebbe tornare sulla vicenda del professor Crisanti, non per amor di polemica ma per amor di verità. Non so se lei ha avuto modo di leggere domenica questo inserto fatto dai colleghi di Repubblica, che lei domenica ha concesso una intervista che io ho avuto il piacere di vedere dall'Annunziata, in cui ha trattato di tanti temi. Allora, in queste 4 pagine i colleghi di Repubblica dedicano 3 capitoli fondamentalmente al Veneto e viene fuori che il Veneto è indubbiamente la regione leader per quanto riguarda la sperimentazione avviata su ovviamente i tamponi, però c'è una ricostruzione che secondo me meriterebbe di essere chiarita e per questo mi permetto di fare una domanda. Allora, per essere molto sintetico, emerge questo scenario che il professor Crisanti il 17 gennaio
tramite il suo istituto con la ricercatrice Ilaria Dorigatti, avrebbe, usiamo il condizionale perché ovviamente io comunque mi fido ciecamente di questa ricostruzione fatta in maniera molto puntuale, ci sono anche gli orari esatti della comunicazione, ecco, avrebbe scritto un suo report che il 20 sarebbe stato, come dire, preso in considerazione dall'azienda ospedaliera. Una settimana dopo, azienda ospedaliera di Padova. Una settimana dopo, stando alla ricostruzione sempre dei colleghi di Repubblica, ci sarebbe stata una prima riunione operativa per tentare di capire se questo allarme che il ministro Speranza aveva... Ma stiamo parlando del 17 di? Del 17 di gennaio. Ecco, allora Crisanti in questa riunione avrebbe detto che il suo istituto è pronto e che poi questa decisione ha portato all'acquisto di 20 respiratori, di 20.000 mascherine e di test da effettuare per avere risposte in 24 ore. Poi, sempre il professor Crisanti, qui è scritto, ha inviato una lettera a tale Lucy Collins, che è la sua collaboratrice all'Imperial College di Londra, predisponendo un ordine per l'acquisto di 20.000 dosi di reagenti, e questi sono arrivati a Padova il 30 gennaio. Fine. Allora, questa ricostruzione, secondo me, fa capire che uno scienziato che aveva legami internazionali, primo forse in Italia, è riuscito a capire la pericolosità di... Ecco, credo che il grande imbuto sia rappresentato dal fatto che il Ministro della Sanità non aveva assolutamente previsto la possibilità di fare tamponi in quel momento, e quindi, ecco, questa è la ricostruzione che venne offerta. Non so se lei in questo momento è in grado di... No, ti spiego anche perché di no. Prima di tutto perché sarebbe corretto che a questo punto chiedessimo al dottor Flor: ma voi dovreste impegnarvi poi a pubblicare il parallelo di quel racconto, no? Secondo aspetto, io penso che sia merito del professor Crisanti di aver fatto il suo mestiere, perché lo sa far bene. Stiamo parlando di fornitura di un laboratorio, di attività di un laboratorio. Stiamo parlando del più grande laboratorio che c'è in Italia e che il Veneto ha affidato al professor Crisanti da 7 mesi. State continuamente tirando fuori, ma ha comprato il reagente, ma ha fatto questo, chi doveva toglierlo il reagente? No, lui, ma dico. Mi ha risposto. Su questo nulla da dire. Io riconosco l'assoluto valore scientifico e il fatto che sia un grande scienziato, però ho l'impressione che cercate sempre la polemica. Ma scusami, ma siccome è giusto anche per i cittadini che si capisca, perché sta diventando una leggenda metropolitana, stiamo parlando assolutamente un luminare, stiamo parlando di un luminare che è direttore del più grande laboratorio che ci sia in Italia, che è della Regione Veneto e dei Veneti. Ne abbiamo altri 13 che fanno tamponi. Allora, primo quesito che farei io da cittadino. Mi sono chiesto mentre ti ascoltavo, le indicazioni nella dichiarazione dello stato di emergenza da parte dell'Istituto Superiore della Sanità rispetto alle metodologie di diagnosi, quali sono state? Non te lo so dire, ma immagino che siccome siccome a Wuhan si facevano i tamponi e a Wuhan il virus l'hanno visto 3 mesi prima, immagino che tutto il mondo sapesse che si facevano i tamponi per diagnosticare il virus, o no? Non è che ce ne siamo accorti noi il 17 di gennaio. No. Me l'hai detto te? No, ma su questo era soltanto una ricostruzione, come dire, che io... No, siccome tu hai detto nessuno si era accorto che bisognava fare i tamponi, cazzo è una pratica di diagnosi del virus, e ti ripeto che Wuhan, quando ha avuto il virus Wuhan? A ottobre? No, però... Vabbè. Ma è una modalità diagnostica del virus, primo. Secondo, c'è una relazione che il professor Crisanti ha inviato a firma della professoressa Barzon del 20 di gennaio, giù di lì, adesso non ricordo la data, nella quale fa proprio un resumé di tutte le attività e dice: noi siamo pronti, abbiamo i reagenti, abbiamo tutto. Poi non vorrei neanche entrare nel merito di questi discorsi, ma visto che tu li hai posti ti chiedo l'impegno in base alle risposte del dottor Flor, perché io ti ripeto, l'unica cosa che voglio chiarire, ma nell'interesse dei Veneti, cioè sentir dire che per la burocrazia nostra siamo dovuti andare a Londra a prendere i reagenti, posso dire, siccome io sono capo di una squadra, se c'è qualcuno che ha intralciato la strada al professor Crisanti, mi arrangio io a far giustizia, perché intralciarla lui vuol dire intralciarla ai Veneti. E quindi ho chiesto al dottor Flor che mi dica cosa è stato comprato, cosa non è stato comprato e che mancanze ci sono state. Però guardate che questa
notizia chiarisce tutta la vicenda. Certo. Però non potete venire qua con 3 mail e non farvi dare tutte le altre mail. No, ma ha ragione, ma guardi che non... Io ho sentito dire che il piano di sanità pubblica non esiste, la dottoressa Russo ve l'ha fornito, è dell'11 di febbraio e l'ho depositato. No, ma non c'è nessun intento polemico No, in quello che io le ho ricostruito, era soltanto, mi sono permesso di leggere quanto aveva scritto, come dire, un giornale che ritengo autorevole, ha messo certo. di 6 giornalisti a ricostruire quelle giornate drammatiche, e lì si capisce che l'Italia era completamente impreparata ad affrontare un'emergenza, tanto è vero che il ministro Fontana e il premier Conte già a gennaio avevano attivato la protezione civile dicendo è merito tuo, se succede qualcosa ti devi arrangiare, tra virgolette. No, perché l'ordinanza emergenziale passa attraverso la protezione civile. E Borrelli era estremamente prudente e diceva qui io non so cosa... Però sai, lo dico per i cittadini che ci ascoltano, certo. Sai cosa ti dico? È difficile rispondere perché io non sono nelle condizioni di dirti se nel momento in cui ha fatto l'ordinanza di protezione civile l'ISS, cioè l'Istituto Superiore di Sanità, già dava indicazioni su cosa fare. Per cui dico anche chi ha fatto quella ricostruzione, che è, diciamo, è un'istantanea di un periodo, dovrebbe quantomeno, onestamente, perdonami se lo dico, sì, aver sentito Flor, che è il datore di lavoro, e dire scusa, ho queste 3 robe qua, avete fatto qualcosa prima, qualcosa dopo? Perché così, vabbè, è una storia. Sì, ma non c'era intento polemico. No, ma lo dico nell'articolo, no, ho capito. È una roba senza inizio, senza fine, cioè, è un sasso nell'acqua, ma quanto pesante era l'acqua? Vedo solo il movimento delle onde, quanti ce ne sono caduti prima? Non lo so, perché ormai l'acqua non si muoveva più. Ecco, scusi, poi lascio la parola ai colleghi. L'altra cosa che... Però restiamo in parola che senti Flor. Assolutamente. Grazie. Assolutamente, ma questo... Quindi domani lo leggo. Certo. Detto questo, un altro autorevole giornale, il Corriere della Sera, invece cita appunto il Veneto come modello estremamente positivo per quanto riguarda i tamponi, per il modello che avete creato, che viene definito modello aperto. Adesso io non entro nei tecnicismi, lei li conoscerà decisamente meglio di me. Sì. Io le chiedo perché questo sistema, che consente finalmente a tutte le macchine di utilizzare i reagenti, di non doverle cambiare ogni volta, cioè, questo viene spiegato qui, non viene adottato da tutto il paese, perché mi pare che sia il modello che funziona e che ha dato risultati importanti. Scusami, allora questa è una roba che ha dei risvolti tecnici che non possiamo né liquidare, né il sottoscritto li può liquidare pur conoscendoli abbastanza, né tantomeno giornalisticamente, credetemi. Però giro contro i miei interessi il ragionamento. Andate a vedere quanti tamponi ha fatto il Lazio. Ne ha fatti più di noi. Andate a vedere quanti ne ha fatti la Lombardia, che ne ha fatti più di noi. Quanti ne ha fatti il Lazio? Tanti. Sì, allora, io dico che noi siamo stati efficienti, abbiamo fatto un bel lavoro, siamo stati sicuri, però anche gli altri hanno fatto tamponi e non avevano le stesse macchine, io mi rifiuto che ci sia, allora non sto parlando professor Crisanti adesso, ma di una narrazione popolare e qualcuno si è anche offeso. Guardate che il tampone non l'abbiamo inventato noi, il tampone esiste da decenni. Le metodologie di diagnosi del tampone sono tipiche e di patrimonio dei laboratori. Punto, mi fermo qui, cosa volete che vi dica? Cioè, non so cosa dirvi, se dopo qualcuno ama la rissa io mi rifiuto di far rissa. Però è altrettanto vero, visto che vi siete infilati su questi ragionamenti, abbiate almeno la cortesia, visto che c'è tanta gente che lavora, di sentire il dottor Flor che vi spiega, anche perché anch'io sarei curioso di leggere la risposta a questo punto. Cosa è scritto? Non leggo, ho poco tempo. Cosa è scritto? Allora, Flor ha detto che questa richiesta è stata inoltrata da Crisanti nell'ambito di una normale collaborazione tra università a gennaio, quando ancora non era scoppiata l'epidemia, e quando loro mi diceva guarda che noi al 12 febbraio avevamo fatto in tutto 85 Sì, questo lo so. Ecco, quindi c'era bisogno di mettere a punto il modello di diagnostica per un eventuale bisogno. Che è il metodo di Berlino. Che è il metodo di Berlino. E allora Crisanti si è fatto mandare, ma ha detto guarda è il corrispettivo di nemmeno mezza bottiglietta da mezzo litro d'acqua, da quanto pochi sono arrivati. Non sono reagenti, sono primer. Sì, lo so. Ecco, delle sostanze che Sì, ma hai sentito la quantità che ha detto lui? Ma io 20.000... Io non voglio mettere in dubbio, io non mi metto contro Repubblica, ti sto soltanto dicendo la risposta di Flor e basta. Ma fin qua la conosco anch'io sta vicenda.
Il problema è che lui ha detto 20.000 e siccome io non ho visto sta richiesta, non so neanche se sono mai arrivati, dico chiaritelo. Ma adesso ti arriva la richiesta? Prego, mi arriva? Dico la documentazione di Floro. Perché l'ho chiesta. Certo. Per cui questa è la risposta di Floro, tutto là. Sì. Va bene, grazie Michele. Niente, figurati. Allora, Vanzan, che è arrivata in ritardo oggi. Sì, Ciao. buongiorno, l'abbiamo ascoltato con la diretta Facebook. Si Vanta. sente molto bene, però non si possono fare domande, quindi bisogna venire qua per farle. Presidente, lei oggi pomeriggio immagino che abbia tanti impegni e quindi non andrà in Consiglio regionale che si riunisce alle 14. All'ordine del giorno c'è l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulle case di riposo. Lei prima ha detto, quindi vedi Carlo che ho seguito, che ci sono stati 600 morti su circa 1900 e il 75% di strutture ha avuto 0 contagi, però ce ne sono state alcune dove c'è stata una strage dei nonni. La domanda che le rivolgo è: se lei fosse oggi in Consiglio regionale voterebbe a favore della commissione d'inchiesta? Ma io l'ho sempre detto, Ada, guarda, ma che non ci sia qualcuno che si permette di dire che ci sia una minima esitazione da parte mia o da parte del gruppo. Noi abbiamo io ho solo sollevato un tema, che è quello che la Commissione si mette in rete con le procure, onde evitare di andare a occupare spazi dell'autorità giudiziaria che è deputata per legge a indagare. Quindi può essere di grande utilità la Commissione, perché potrebbe anche fare un lavoro a favore delle procure che potrebbe essere eccezionale. Tutto questo ho detto. Cioè, evitate di fare una roba a compartimenti stagni, andate dai procuratori e se decidete di indagare sulle case di riposo di Verona piuttosto che quelle di Treviso o di altre, andate dal rispettivo procuratore e dite: noi siamo qua. Vorremmo fare questo, c'è qualche controindicazione o c'è qualche suggerimento? Controindicazione diciamo operativa, visto che pensate che qualcuno potrebbe magari già essere sul pezzo e fare qualcosa, ma assolutamente sì. Allora, sai, poi c'è qualcuno preoccupato della politicizzazione. Guardate, potete scrivere che io sono preoccupato zero di sta roba, perché solo un folle pensa di poter far politica con una roba del genere, perché gli scoppia in mano senza neanche che se ne renda conto. Altre domande? Fois. Prima parlavamo delle difficoltà del turismo e mi viene da fare le 2 domande. Si parlava anche della mostra del cinema di Venezia e delle modalità con cui svolgerla, però c'è un appuntamento a Venezia precedente che è quello del Redentore, parliamo quindi di metà luglio. Il Comune ha fatto sapere che intende festeggiare il Redentore, anche se ancora sta studiando le modalità. L'altra domanda è sul fatto che si è già scatenata una guerra per accaparrarsi i turisti. Oggi il presidente della provincia autonoma di Bolzano ha detto che la provincia farà a tutti i turisti un controllo gratuito del coronavirus, creando anche delle zone covid free, naturalmente su base volontaria, chi vuole lo può fare, insomma, per rendere più sicure le vacanze. Il Veneto è covid free, di cosa stiamo parlando? Ci siamo mossi bene, questo lo possiamo dire per tutti. Sul Redentore secondo lei è un azzardo festeggiarlo a luglio? No, secondo me no, perché se continua così è assolutamente plausibile, visto e considerato che io penso che una grande data, come vi ho detto prima, sia il 15 di giugno. Considerate il 15 giugno stiamo già ragionando di spettacoli, di cinema, di discoteche, di quant'altro. Se i dati tengono noi affrontiamo anche questo. Il Veneto ha sempre fatto da aprifila sulle aperture in questo paese. Altre domande a Emiliano? Velocemente, Presidente, ma quando ricordo, insomma, in passato lei aveva candidato il Veneto proprio per la sperimentazione dell'app e tutto, diceva il Veneto è pronto, noi ci siamo. Cerco sempre di collegare i vari no, i vari sgambetti al Veneto. Ve l'hanno motivato? Forse me lo sono perso. Il perché è stato escluso il Veneto? No, proprio non abbiamo preso in considerazione. Ah, non l'avete preso in considerazione? Perché mi ricordavo che invece perché c'è il tema della privacy, non l'abbiamo ancora capito, quindi considerate che poi questa app forse ci serviva molto di più un mese fa, un mese e mezzo fa. Okay. Però guardate, è prudente vedere la sperimentazione, non so cosa faccia, non abbiamo ben capito della verità. Presidente, ci sono novità per i mondiali? Mi sembra di aver capito che forse la Germania si sia messa un po' di traverso, sbaglio? Ce ne sono messi tanti di traverso nella vita, abbiamo portato a casa anche le Olimpiadi, non è che ce le volevano dare. Addirittura è venuta la regina di Svezia a perorare la causa degli svedesi.
Andiamo avanti. Alba ancora. No, la mia è solo una richiesta di chiarimento. Ci darete oggi le linee guida sia per le case di riposo, i centri termali, per tutto? RSA. Sono già qua, sono già qui. No, io Presidente, se è possibile, le chiedo ancora cosa ne pensa appunto dei vincoli che scatteranno per gli spostamenti tra le regioni. Pare che appunto la Lombardia e il Piemonte siano, come dire, di fatto ancora sub iudice, proprio perché non hanno livelli, definiamoli così, insomma, di sicurezza tali. Ecco, come pensa che si possa uscire da questa... Guardate, ci sono indicatori stabiliti a livello nazionale dal punto di vista sanitario. Noi governatori siamo chiamati a governare il territorio in base a questi indicatori. Non c'è discrezionalità rispetto a alcuni aspetti, ma la Lombardia ne verrà fuori anche lei, cioè su questo non c'è dubbio. Volevo dire Ada, noi diamo le linee guida RSA, non centri termali, devo fare un'ordinanza su quello. Basta? Scusi, ma allora quindi per centri termali? Facciamo un'ordinanza, dobbiamo recepirlo l'ordinanza, quindi è corretto che prima impostiamo l'ordinanza. Invece per le RSA l'ingresso e le linee guida ve le possiamo dare già oggi, tanto è vero che l'assessore Lanzarin, alla quale lascio la parola, ve ne parlerà e poi vi consegniamo le linee guida. Avete altro per me? Grazie. Buon lavoro ragazzi. E un saluto ancora a Chiara Zena e grazie per la donazione. Ciao ragazzi. Assessore Lazzarini, eccoci qua. Sì, allora, come promesso, abbiamo chiuso la partita delle linee di indirizzo, dico anche la dicitura corretta. Linee di indirizzo, strutture residenziali extra ospedaliere, perché non ci sono solo chiaramente le case di riposo, ma anche tipo le strutture per disabili, quindi linee extra ospedaliere in cui ci sono quindi anche, oppure quelle per la salute mentale o per le dipendenze, quindi in maniera generale. Queste linee sono state mandate prima, un'ora fa, ai direttori generali, dando mandato ai direttori generali poi di inviarle a tutte le strutture che hanno nelle proprie aziende. Le linee di indirizzo prevedono un po', ripercorrono la strada che si è percorsa fino ad oggi, quindi tutte le varie altre linee di indirizzo, le varie circolari, insomma, vengono riportate, però poi si soffermano su due tematiche principali: quelle dei nuovi accessi, ossia dei nuovi ospiti che non entravano più perché avevamo bloccato gli accessi proprio nel momento, insomma, di maggiore criticità. E per quanto riguarda i nuovi accessi, cosa diciamo noi? Anche in linea con quelle che sono le linee che sono state emanate dall'Istituto Superiore di Sanità. Diciamo che il nuovo accesso avviene con le procedure previste, quindi unità multidimensionale, graduatorie e quant'altro, insomma quanto previsto già, e quindi registro unico, residenzialità, insomma le cose che già sono in itinere. Viene quindi fatta una indagine rispetto a quel paziente che deve entrare, che non può rimanere a casa, deve entrare, quindi rispetto agli ultimi 14 giorni, insomma se ci sono stati sintomi di vario tipo. Gli viene fatto il tampone nasofaringeo, entra nella struttura però in una, diciamo così, in dei locali isolati, quindi le strutture si devono attrezzare per avere appunto dei posti isolati. Dopo 14 giorni gli viene fatto nuovamente il tampone e poi quindi entra in maniera, diciamo, normale in tutta la struttura. Quindi un cordone, diciamo, di sicurezza di questo tipo. Questo nella prima fase, nel senso che adesso, insomma, nella riapertura prevediamo così, poi vediamo adesso in queste prossime settimane anche se si può fare un allentamento rispetto, però oggi ci sentiamo, insomma, di aprire in questo modo, e quindi questo per evitare appunto che una persona che entra e nei 14 giorni, anche se è già un tampone negativo, insomma, si possa manifestare qualche sintomo. Preferiamo, insomma, avere una prudenza di questo tipo. E questo lo applichiamo anche per quanto riguarda i centri diurni, anche le altre categorie che vi dicevo prima, quindi disabilità piuttosto che dipendenze, piuttosto che salute mentale, ma anche per i centri diurni non autosufficienza. Nel senso, anche in quel caso lì facciamo il tampone prima di entrare. E dopo invece, una volta passati i 14 giorni, entra nella struttura e poi
fa parte dello screening che noi abbiamo per tutta la struttura, ossia ogni 20 giorni tampone, ogni 10 giorni sierologico, sia agli ospiti che agli operatori. Scusa Assessore, ogni 10 giorni tampone? No, 20 giorni il tampone, 10 giorni il serologico. Questo è il modello che noi abbiamo. L'altra parte importante era quella, poi ci sono tutte le parti relative appunto ai fornitori, quindi insomma chi arriva dentro, insomma i DPI e tutto il resto. Poi l'altra parte importante è quella relativa invece ai visitatori e agli ospiti, su cui insomma abbiamo avuto anche grosse pressioni giustamente. Per quanto riguarda i visitatori, allora chiediamo insomma sempre di limitare l'accesso e quindi di essere molto cauti rispetto all'accesso. Ci rivolgiamo soprattutto in maniera quindi a chi gestisce queste strutture, dicendo che per chi vuole entrare c'è una valutazione chiaramente che deve essere fatta all'interno rispetto al familiare o al visitatore, quindi le norme normali, misurazione della febbre, compilazione di un questionario e quindi inchiesta, questionario rispetto appunto ultimi 14 giorni e quant'altro, le norme comportamentali, un registro degli ospiti che rimane per 14 giorni, così nell'eventualità riusciamo anche, come anche previsto per la ristorazione, per i servizi della persona, insomma rifare i contatti, quindi il famoso contact tracing. Gli ingressi devono essere scaglionati, limitati e su prenotazione, e anche come fasce orarie insomma prevediamo un orario limitato proprio per evitare insomma che ci siano assembramenti. Chiediamo che se possibile gli incontri vengano fatti all'aperto, se possibile chiaramente compatibilmente con le condizioni degli ospiti e dei pazienti, oppure di individuare dei idonei locali separati. E prevediamo due modalità, le modalità sono quelle dell'incontro tramite plexiglass vetro, oppure per avere incontri più riavvicinati con la visiera e la mascherina FP2 senza filtro. Visiera e mascherina FP2 senza filtro. Forniremo ad ogni struttura dei test rapidi, quindi un test per ogni ospite, in modo che possano anche fare il test rapido, che quindi quello con la punta del dito, insomma il prelievo, insomma quello rapido, insomma anche a chi entra, quindi forniremo ad ogni struttura anche test rapidi per il numero di ospiti che hanno all'interno. Queste sono insomma in linea, poi le vedete, poi ci sono altre parti, però queste insomma sono le parti principali. Aggiungerei anche che è tutta prevista una serie di formazione sia per gli ospiti ma per gli operatori, e per quanto riguarda gli operatori voi sapete che è partita la formazione online tramite la Fondazione di Sanità Pubblica. Sono state invitate tutte 399 sono state chiamate strutture, hanno già iniziato i corsi online appunto proprio relativi anche agli operatori rispetto appunto alle misure di igiene, alla valutazione del virus, alle condizioni e quant'altro, quindi un grande lavoro stiamo facendo di formazione, è partito dal 18 di maggio e andrà fino al 22 settembre con appunto tramite questa piattaforma proprio per mettere nelle condizioni anche gli operatori di conoscere un po' di più rispetto a questa tematica. Quando iniziano le visite e anche i nuovi ingressi degli ospiti? Non c'è un limite temporale, nel senso che oggi noi mandiamo le linee guida, quindi possono essere applicate da subito. Sì, da subito, sì. E invece mi scusi Assessore, poi mi scusi, volevo chiedere un'altra cosa, per quanto riguarda il contingentamento delle visite, come si fa? Cioè, c'è un visitatore a settimana, al giorno? Allora, questo lo lasciamo molto alla struttura e quindi anche in base alla struttura. Voi sapete che comunque tipo per i malati terminali oppure per i malati gravi, insomma, c'era già quella finestra che ogni struttura decideva, era previsto anche all'interno del DPCM, questa cosa qui, quindi insomma per casi estremi, insomma già prima si poteva anche fare delle eccezioni tramite il direttore sanitario o comunque chi ricopre questa figura. Noi non prevediamo, cioè prevediamo sì una
temporalità di 30 minuti, un'ora massima insomma di rimanere, però non abbiamo delle finestre perché poi essendo tramite prenotazione lasciamo alla struttura organizzare un po' insomma in base anche agli spazi, perché poi sapete una struttura è diversa dall'altra, quindi in base a un po' di dimensioni, spazio, numero ospiti e quant'altro. Ma la raccomandazione scientifica non penso sia una visita al giorno, c'è un parametro che magari uno può adottare? In maniera graduale, adesso vedremo, c'è una cosa che secondo me vediamo anche strada facendo, nel senso che vedremo adesso con la riapertura, capiremo anche che richiesta c'è e in base a questo insomma eventualmente tareremo anche insomma un po' le limitazioni. Ultima cosa, mi scusi Assessora, avete un aggiornamento anche dei contagi e delle vittime? Noi eravamo rimasti... Non ce l'ho, l'ho chiesto e domani ve lo forniamo, oppure nel pomeriggio, sempre, tanto basta che me lo diano. Oggi pomeriggio se vediamo se riusciamo a fornirlo e vediamo la tabellina. D'accordo. Ci avevamo già pensato. Sì, Alda Vanzani. Chiarimenti, Assessore, per favore. Quindi teoricamente già da domani, da oggi pomeriggio, se le strutture sono pronte, potrebbero sia accogliere nuovi ospiti che far entrare i familiari degli ospiti già residenti. È possibile che una struttura dica no, io non mi fido, non faccio entrare nessuno? Certo. Okay. Secondo... Cioè, noi diamo delle indicazioni, però poi la struttura potrebbe anche, non so, io vado in maniera un po' più cauta e quindi evitare, aspettare un po' di più, aspettare una settimana, cioè non è che, perché poi la gestione e la responsabilità è in capo alla struttura all'interno. Perfetto. L'altra domanda. Sugli ospiti credo che però insomma siccome tutti sono in attesa anche per una questione insomma sappiamo anche di sostenibilità insomma di riaprire questa partita, credo che sugli ospiti chi può avere ospiti nuovi nel senso che ambienti idonei eccetera, soprattutto le strutture che sono libere, no, immagino ci rivolgiamo principalmente a quelle che sono libere e poi gradualmente anche le altre. Oggi guardate i dati che io avevo sono comunque dati che stanno diminuendo, quindi ci sono tante strutture insomma che nel giro di test che stiamo facendo si stanno liberando, quindi infatti immagino sia più che altro per le visite da parte dei familiari. Sì. Okay. L'altra cosa, nel caso in cui quando entra un familiare e gli viene fatto il test rapido, se questo fosse positivo cosa succede? Assolutamente non entra e soprattutto viene subito segnalato al SISP per il tampone di conferma. Okay. I test che appunto noi prevediamo di dare vengono inseriti poi nel sistema di biosorveglianza e quindi i test che vengono effettuati all'interno della struttura vengono inseriti sempre nel sistema. Questa procedura, Assessore, vale anche per i centri, per le strutture ospedaliere, non so, dove ci sono i centri di riabilitazione, ospedali dove sono ricoverati pazienti dove adesso non si può entrare? Tipo? Non so, strutture di riabilitazione, mi hanno parlato di ospedali dove se uno viene ricoverato per fare riabilitazione, ad esempio dopo una frattura al femore, non può più entrare, non può ricevere visite dei familiari. Ma quelli dovrebbero essere stati già autorizzati con le linee guida che abbiamo dato per le strutture ospedaliere. Quindi un'altra pratica. Cioè non mi è stata posta finora una richiesta di questo tipo. C'è una lista d'attesa degli ospiti che devono entrare nelle case di riposo? Sì, c'è una lista d'attesa che chiaramente insomma voi capite che non essendoci stati molti accessi oggi ci sono anche molte quote, se parliamo del sistema delle quote libere, perché comunque si sono liberate, quindi sicuramente c'è la possibilità anche di scorrere la graduatoria insomma che ci sono, che non risponderà sicuramente a tutti, però in base al punteggio e quant'altro di scorrere le graduatorie che ci sono in ogni singola azienda, perché ogni singola azienda ha la propria graduatoria. Non sappiamo il totale delle persone in Veneto che stanno aspettando di entrare in casa di riposo? No, non ho il dato qui, possiamo fornirlo. Grazie. Salmaso c'era Emiliano prima, scusate. Emiliano e poi Salmaso. Volevo semplicemente chiedere, in ambito di visite, è come per altri settori solo una persona, può arrivare tutto il nucleo familiare? Perché certo, mi immagino come funziona. È limitata, nel senso, se evitiamo gli assembramenti e chiediamo tutte queste misure, è chiaro che non può arrivare la famiglia intera. Meglio specificare, Assessore.
Allora, una casa di riposo su 4 mi pare sia richiudendo, no? Da quello che diceva il Presidente, il 35% delle case di riposo. Oggi molto di più, quello era il dato che lui aveva in fase, oggi io credo che siamo sul 90% di strutture libere. Covid free completamente. Sì, che non ci ecco, sono. Sì, le zone a rischio ce le può ricordare per cortesia, penso che lei le conosca, cioè le aree, al di là dei nomi delle case di riposo, insomma. Ma il veronese è sempre quello, anche gli ultimi numeri di positivi li abbiamo visti all'interno di una struttura proprio anche inizio di questa settimana, fine della scorsa, nel veronese. Quindi rimane sempre Verona, insomma, la provincia ancora un po' più difficile. No, volevo solo, visto che ci sono, visto che c'è stata fatta una domanda sulle strutture per l'infanzia, no? Siccome è stata portata una delibera questa mattina di integrazione fondi, che così insomma vi do anche la notizia. Allora, noi per quanto riguarda le strutture per l'infanzia avevamo già previsti 4,5 milioni che sono già in fase di distribuzione, che erano quelli con una variazione di bilancio, che è stata una delle variazioni di bilancio iniziali quando c'è stata l'emergenza, no? Rimanevano fuori dalla partita, e sono quelli che sono venuti anche qua, tutte quelle strutture, quindi nidi 03, che sono autorizzati o accreditati ma non rientravano nel riparto perché non sono previsti in base alla legge 32 del 2010, dove non sono stati aggiornati, e i nidi in famiglia, se vi ricordate, che erano l'altra categoria. Con delibera di stamattina quindi abbiamo recuperato 2.853.000 euro da dare a 134 asili nido accreditati, 75 asili nido autorizzati ma non accreditati, 231 nidi in famiglia, per un totale di 3.856 posti. Quindi abbiamo recuperato questi 2.800.000 e andiamo incontro anche alle esigenze di questi che non erano finora rientrati in nessun riparto. È un contributo straordinario proprio per l'emergenza, legato all'emergenza. E come li avete recuperati? Cioè da quali capitoli di spesa li avete tolti? Li ho recuperati dai miei capitoli tagliando, e poi in fase di assestamento chiederò appunto il rimpinguamento dei capitoli da cui ho tagliato. Però se no, scusi, no, dico, la fascia dei 0-3 anni però può riaprire. La fascia dei 0, allora, le linee guida che sono inserite, che sono state inserite, che sono state votate e approvate dalla conferenza prevedono 0,17, però c'è un impegno in quell'approvazione di aspettare che il ministro Bonetti, insomma, perché è ministro per la famiglia, io infatti l'ho cercata anche stamattina per capire, noi abbiamo mandato al ministro Bonetti le nostre linee, però appunto l'avevo cercata anche stamattina per capire perché si dava mandato in 2 o 3 giorni di sbloccare questa partita, quindi in maniera prudenziale vorremmo capire se questa partita è stata sbloccata. Quindi lei punta ovviamente alla fascia completa. Certo. Grazie. Se non ci sono altre domande io chiuderei qua, vi distribuirei il materiale. Grazie. Questa era la conferenza stampa del governatore Luca Zaia, abbiamo sentito anche l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin. Il materiale di cui si è parlato, non appena lo avremo a disposizione, lo pubblicheremo sui nostri social, sulla nostra pagina Facebook, su Telegram, quindi sarà a disposizione di tutti come tutti i giorni. Ora noi facciamo una breve pausa, poi torniamo con la nostra informazione, state con noi.